Gianluca Masiero, Art Director di Cosplay Nerd. A Conegliano è in arrivo una manifestazione proprio dedicata al mondo del cosplay. Cosa rappresenta per voi il fatto di poter arrivare in cittadine magari un po' più piccole rispetto a quelle a cui siete abituati? È sicuramente molto, molto bello, molto incoraggiante, una nuova avventura e poter dare ad un territorio che magari non conosce oppure lo conosce perché va e migra per queste manifestazioni di questo tipo, poterla avere sotto casa. Ci può anticipare qualche personaggio che sarà presente? Nel senso, saranno esclusivamente cosplayer relativi al mondo orientale del manga o magari ci sarà anche qualche reminiscenza di qualche cartone del passato? Ah, ce ne sono di tutti i tipi. Il cosplay non abbraccia solo mondo anime o cartoni animati, ma abbraccia anche tutto il mondo del gaming, quindi giochi elettronici, anche retro gaming e anche saghe di film importanti, una tra tutti Star Wars. A questo proposito avremo un'area interattiva dove vi saranno cosplayer di Star Wars, di Star Trek e ci saranno comunque tanti personaggi che girano all'interno dell'evento per, diciamo così, nella cornice più ampia che si possa pensare, che spazi proprio all'interno sia del mondo giapponese, quindi anime e manga, e sia anche nel mondo quello più occidentale del comics. Riesci a farci qualche numero, nel senso quanti cosplayer al momento si sono iscritti per sabato e domenica? Sì, allora, l'iscrizione è dei cosplayer che vogliono partecipare alla gara, invece per venire liberamente non occorre iscriversi. Per quanto riguarda le iscrizioni siamo a 10 pre-iscrizioni, anche se l'iscrizione vera e propria si fa la domenica, la mattina dalle 11 alle 14:30 in loco e è lì il momento in cui si fa la conta di quanti saranno presenti. La manifestazione è a ingresso libero e aperta a tutta la cittadinanza. Ci può magari indicare qualche momento clou tra sabato e domenica che insomma il pubblico può venire a vedere? Allora, sicuramente sabato la manifestazione apre dalle 10 alle 19, alle 17:30 culmina con un concerto della band Impero Yamatai e tutte sigle di cartoni animati dagli anni 80 quasi ai nostri giorni ed è molto coinvolgente proprio anche per il ritmo elevato delle canzoni, sono circa 2 ore e si spazia un po' dappertutto, per cui sicuramente una persona si può ritrovare all'interno di una fascia di cartoni animati della proprietà. Per la domenica, oltre al contest, quindi alla gara dei cosplayer dalle ore 16 e successive, già la mattina ci sono dei panel interattivi che consiglio di non perdere. Un invito a chi non è mai venuto a queste manifestazioni e a chi magari è un po' più abituato? Allora, lo spirito di curiosità è quello che deve animare tutti, sicuramente. Chi non l'ha mai vista può vedere anche solo una mostra a mercato diversa dal solito, con gadget, costruzioni, con tante opere di ingegno, anche letterarie. E per chi invece è esperto, sicuramente è il modo di riunirsi a livello locale.